Quindi un augurio, dico auguri a tutti, mi ascoltare quello che ti hai raccontato, la bella storia della piegola che si dà dentro sul buio. Si sta bravissimo, si sta una gran bella storia, certo verastica. Ah sì, ti cappia questo? Sì. Quindi Ostrucon a tutti quanti ascoltatori dell'Autoradio, ma soprattutto un strucon a tutti i veneti qua in Brasile. Va bene? Grazie che ti mi hai fatto sapere che ti sei qua per darsi da conoscere e sapere un po' di più della vostra storia, vero? E della nostra storia. Infra avere una fratellanza un po' meglio, vero? Con i Volpati. Ma sicuramente. Un struconasso, grazie, salute e un buon ritorno a Italia. Grazie a tutti voi e a tutto quanto il tuo ascoltatore. Va bene? Un abbraccio, Ostrucon. Un saluto al dottor Neri Volpato, che è parente di questo Giuseppe Calgaro, che da sua nonna da zero una Volpato, che ha fatto incontro di tutta la famiglia. Ora era di parlare qua di Nova Prata, ma lui è un vicentino, che viene qua anche a far parte della storia della nostra gente. Chissà ritorna in Italia, al Veneto, e dice per le persone ascoltare il nostro programma, che sia per la radio, perché noi abbiamo questa collegazione tra la radio di 6 FM e la radio comunità di Veranópolis. Allora abbiamo più distante tanta gente che ascolta, penso che siamo sotto dominio intorno a quanti municipi, chissà. Di più di 100 municipi, che è comunità che si deve ascoltare il nostro programma. Sempre devo contare la storia della nostra gente, mantenere viva la cultura attraverso la lingua, perché se muore la lingua si perde tutto nella cultura italiana. Allora per quello bisogna parlare italiano, bisogna mantenere vivo l'italiano, perché in quanto vive la lingua, vive la cultura. Perso la lingua, finisce tutto. E noi siamo portatori di una storia che chissà quei sacramenti là del Veneto un giorno riconosceranno attraverso le persone come Zedrio fare questo Giuseppe Calgaro che viene qua e dice riconosco, bel lavoro, mi pare stare in casa mia, vuoi sì il vero Veneto. Ma chissà le autorità venete un giorno e saprà dare valore a noi che siamo parte grandissima di questa storia della nostra gente e la manutenzione di una Italia qua in Brasile che siamo noi a portare tutte le domeniche 300 e poche radio, l'incentivo di questo, e poi parlare in questo anno il nostro grande incontro dei comunicatori da radio sarà quando?